Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie cara Sveva, buonasera a te. Tu sei troppo giovane per ricordare questa sigla. Io ne ho qualche vago ricordo nei pappagallini che volavano nell'incipit. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1016 del 17 giugno 2025. E dunque, dove eravamo rimasti? Ve lo ricordate Enzo Tortora? Alle 4 del mattino del 17 giugno dell'83, l'uomo che era diventato una star grazie a questo programma Portobello, per carità, lui era già famoso dai tempi di Campanile Sera, da quando aveva condotto la Domenica Sportiva e così via, però era stato Portobello che gli aveva dato la grande popolarità. Beh, alle 4 del mattino del 17 giugno dell'83 i carabinieri sono entrati in questo bellissimo, elegante albergo di Roma dove lui era andato per firmare il contratto per la nuova stagione di Portobello. Avete ascoltato la sua sigla con la Lino Patruno Jazz Band e lo arrestarono. Mentre se lo portavano all'Alfetta per caricarlo in macchina e portarlo in caserma, qualcuno gli scattò una foto che è rimasta nella vergogna, negli annali della vergogna e dello schifo del giornalismo italiano, perché lo fotografarono con gli schiavettoni ai polsi. Attenzione, le manette le conosciamo tutti, gli schiavettoni, quelli che misero a Tortora, sono come dei braccialettoni di metallo che si chiudono con la chiave da 13, per capirci, con data e bullone. Cioè, roba che nemmeno al mostro di Milwaukee, tanto per capirci. Enzo Tortora ha vissuto una vicenda che definire oscena è fargli veramente un complimento. Io vorrei dire una cosa: Marco Pannella nella sua vita di cose ne ha fatte tante e probabilmente
non tutte io le condivido, ma una la fece giustissima. Candidò Enzo Tortora all'Europarlamento e lo fece uscire di galera. Andreotti, stavolta non mostrando molto stile, scrisse: alcuni detenuti evadono con le lenzuola, altri con i voti degli elettori. Ecco, quello fu un momento non molto alto del Divo Giulio. Alla fine, dopo un calvario durato quasi 4 anni, nel corso dei quali gli italiani medi, perché l'italiano medio, quando può umiliare una grandezza caduta, ci gode sempre, come l'Albatro di Baudelaire, facevano questo gesto a Gaia Tortora, la figlia di Enzo Tortora. Lei raccontava che per strada le facevano, come avrebbe fatto Murigno anni dopo, il gesto delle manette, perché l'italiano medio fa abbastanza schifo, gli piace godere di una grandezza umiliata. Enzo Tortora venne riconosciuto innocente, completamente innocente, vittima di un errore giudiziario vomitevole. L'ha pagato con la sua salute, gli è venuto il cancro, è morto nel 1988. Questa sera avevamo il dovere civile di fare memoria di un uomo per bene. E adesso cominciamo, come abbiamo sempre fatto. Enzo, scusa se ti cito anche così. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, è giunto il nostro momento. Sempre i soliti caveat: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo caveat, radiolibertà.net, perché fesso chi non lo legge, perdete i Liberamente di Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin. A proposito, è ufficiale, lunedì 23 alle 7:30 Sammy torna. E sono molto contento di questo, se mi posso permettere. Un'ultima cosa, adesso è il momento del Qui Parlamento, quindi Sveva chiama pure il nostro gradito ospite di questa sera, l'onorevole Alessandro Gigliovigna, e nel frattempo io vi do le ultime notizie, cioè Trump ha appena detto una frase abbastanza sibillina, che è questa: adesso abbiamo il controllo completo e totale dei cieli sull'Iran. Ma come? Lui aveva detto che con sta guerra non c'entrava niente. State a sentire. L'Iran, questo fonte BBC, quindi non me lo sto inventando, l'Iran aveva dei buoni strumenti di tracciamento dello spazio aereo e altra attrezzatura difensiva, e ne aveva anche un sacco, ma non c'è niente come i prodotti fatti in America, concepiti e prodotti nella nostra terra. Nessuno lo fa meglio dei cari vecchi Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti hanno da sempre fornito Israele con aiuto militare ed equipaggiamento, ma la posizione ufficiale di Washington, fin da quando sono cominciati gli attacchi venerdì scorso, è stata che gli Stati Uniti non sono coinvolti nella guerra contro l'Iran. E invece adesso pare proprio che gli americani stiano correndo in soccorso del vincitore. Tra l'altro, poco prima, alle 17:41, J.D. Vance, il vicepresidente, aveva detto che Trump avrebbe preso ulteriori azioni per fermare l'arricchimento dell'uranio da parte degli iraniani. Infatti J.D. Vance aveva fatto questo post scrivendo che l'Iran ha arricchito l'uranio troppo oltre il livello necessario per ogni scopo civile, e che quindi Trump potrebbe decidere che ha bisogno di prendere ulteriori azioni per porre fine a questo arricchimento. Vance apprezza la forza del nostro presidente nel mantenersi concentrato sui nostri obiettivi militari, cioè proteggere le truppe e i civili, e dice che ancora non ha trovato un buon argomento, non ha ancora sentito dire una buona ragione per la quale l'Iran avesse tutto il diritto di violare le sue obbligazioni, i suoi obblighi di non proliferazione nucleare. Infine Vance conclude con l'assicurazione che Trump è soltanto interessato all'uso delle forze armate americane semplicemente per raggiungere gli obiettivi prefissisi dal popolo americano. Qualunque cosa egli faccia, questo è il suo Antonino, obiettivo scusami se ti finale. interrompo. Sì. Allora, l'onorevole Giglio Vigna c'è ma per pochi minuti perché ha una riunione, quindi proprio da fare velocemente, mi ha detto. Vai di siglissima e gli rubiamo 3 minuti. Qui
Parlamento. Onorevole, buonasera, le rubo 180 secondi. Com'è andata sulla legge di delegazione europea? Buonasera a tutti voi. È Grazie a andata lei. bene, nel senso che la legge di delegazione è il recepimento di alcune direttive e noi ovviamente come gruppo Lega alla Camera cerchiamo sempre e portiamo a casa il risultato di migliorare queste direttive, nel senso di andare a attenuare, mitigare e stoppare quelli che sono gli eccessi di Bruxelles, per esempio dal punto di vista ambientale, e anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Senta, in particolare qual è l'argomento principale di queste norme stavolta? Qual è l'obiettivo principale? La legge di delegazione europea è un omnibus, quindi ce ne sono molti. Molto verteva su il tema degli ETS, che è un qualche cosa di assolutamente tecnico, molto importante. Praticamente tutti gli imprenditori sanno di che cosa stiamo parlando, e come sempre accade sulle politiche europee, è un continuo tira e molla. Da un lato chi vuole portare l'ambientalismo a un estremismo ideologico che non appartiene all'Italia, non appartiene alla Lega, e dall'altro canto noi che invece vogliamo una certa razionalità, e soprattutto partire dal presupposto che ogni politica ambientale deve comunque tenere conto di quello che è l'impatto sociale, l'impatto lavorativo, l'impatto sulle nostre imprese. Molto bene. Senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Come Parlamento in questo momento direi sempre guardando verso Bruxelles, ma soprattutto guardando verso le nostre regioni, quindi in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto, la cosiddetta Val Padana. Penso che avrete già capito di cosa sto parlando. Abbiamo depositato l'emendamento sul blocco, sullo stop al blocco dell'Euro 5. Come sapete, Bruxelles ci sta riprovando, vorrebbe che in alcune delle nostre regioni venissero bloccati tutti gli Euro 5 da qui a pochi mesi, da qui a qualche mese. Naturalmente la Lega non ci sta, le regioni guidate dalla Lega, comunque dal centrodestra, non ci stanno. Stiamo parlando di milioni e milioni di veicoli che verrebbero, o meglio milioni e milioni di cittadini che verrebbero bloccati, che verrebbero appiedati. L'area più produttiva di tutto il paese, ma l'area più produttiva di tutta Europa non può assolutamente rimanere ferma, e non possiamo di conto obbligare milioni e milioni di cittadini a cambiare i veicoli, a cambiare le automobili, appunto di nuovo in nome di un ecologismo green che non sta né in cielo né in terra. E quindi questa sarà una battaglia interessante che ciclicamente si ripropone, perché ciclicamente Bruxelles ci riprova, in quanto sono di fatto delle proroghe. Vinceremo anche questa volta e proveremo a mettere un punto e una fine a questa pantomimia e a questo reiterarsi di questo rischio del blocco delle auto. Molto bene, io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a voi e un abbraccio ai radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Sigla, jingle. Grazie. Sigla, jingle, pubblicità, poi ci sentiamo Zucchero Donne, jingle e torniamo. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Donne, in cerca di guai, donne a un telefono che non suona mai, donne, in mezzo a una via, donne allo sbando senza compagnia, negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia d'avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono piene di paura, le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro un pomeriggio paghi senza gioia né dolore, donne pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi, donne amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente, negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria e la vita non è vuota, le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro un pomeriggio paghi senza gioia né dolore, donne. Antonino, di nuovo a te la linea. Va bene. Colpo di scena, signore e signori. Donald Trump sta scrivendo su Truth, sul social Truth, e riferisce alla BBC tutto quello che ha detto. Prima aveva detto, dice, le nostre armi americane. Poi è andato più nel preciso. Ha scritto: sappiamo esattamente dov'è la cosiddetta guida suprema Ali Khamenei, dove si sta nascondendo. È un obiettivo facilissimo, ma al momento è al sicuro. Non abbiamo intenzione di ammazzarlo per adesso. Non abbiamo intenzione di ammazzarlo per adesso. Ma non vogliamo che si tirino missili contro i civili o contro i soldati americani. La nostra pazienza si sta assottigliando. Grazie per l'attenzione su questo tema. Dopodiché ha fatto un ultimo post nel quale ha scritto tutto maiuscolo, unconditional surrender. Ti devi arrendere senza condizioni, signore e signori. Quindi questo è quanto. Va bene, niente, Sveva, adesso passiamo al filo di nota con Michaela Faggiani. Sì, il filo di nota, vabbè, sto confondendomi pure con Italia Oggi. Vedete come sto rimbambendo a vista d'occhio. No, passiamo adesso al faccia a faccia, perdonate, con Michaela Faggiani, che sapete è una collega, fondatrice del Cantiere delle Donne, e Michaela Faggiani sta lavorando a un nuovo progetto, un podcast sulle donne, ma anche e soprattutto un impegno per aiutare a crescere degli uomini migliori. Abbiamo parlato di questo, di femminicidi e molto altro. Sveva, vai pure. E allora, eccoci qua per questo faccia a faccia di questa sera. Io ho il piacere di ritrovare una valentissima collega, è Michaela Faggiani, che tra l'altro ha avuto la genialata di inventare il Cantiere delle Donne. Il Cantiere delle Donne non è un gruppo di femministe arrabbiate che gridano maschio stai per essere distrutto, anzi è
una realtà che partita appunto da 5 donne o poco più, oggi rappresenta una realtà con oltre 10.000 iscritte, che dialogano ovviamente per migliorare il ruolo della donna nella società occidentale. E in un momento storico come questo, aggiungerei, ce n'è assolutamente estremo bisogno. Michaela, allora, so che sei reduce, intanto grazie del tuo tempo e ben trovata, ma so Grazie che a te. figurati, you're welcome. So che sei tornata dall'Europa, o meglio da Bruxelles, correggimi se sbaglio. Che cosa è successo? Guarda, intanto grazie. Sì, siamo tornate da Bruxelles, siamo state 2 giorni a Bruxelles, al Parlamento europeo e non solo, per presentare il nostro nuovo progetto. Allora, il cantiere ci sta molto bene perché ci mettiamo l'elmetto in testa e costruiamo, dalle fondamenta fino al tetto, perché siamo donne molto concrete, come dicevi tu. Ci piace parlare, confrontarci, ma ci piace costruire. Infatti ieri, guarda, scherzavo, ma guardavo quello che era il prospetto 2025 che avevamo fatto a fine anno scorso e in realtà abbiamo portato a termine quasi tutto entro i primi 6 mesi del 2025, ci manca solo una cosa alla quale stiamo lavorando. Una delle cose che ci eravamo prospettate era di portare avanti quello che è stato un instant book, Il rumore delle parole. Erano 38 storie di donne che hanno raccontato in maniera anonima le loro forme di violenza quotidiana, da quella fisica, psicologica ma anche economica. Questo libricino è stato presentato veramente un po' ovunque, anche appunto in Senato, in Camera dei Deputati, un po' in giro per il Veneto, che è il nostro bacino. E ovviamente i proventi del libro sono andati a una casa rifugio per donne vittime di violenza di una cooperativa che agisce qui nel Veneto. Abbiamo deciso di non fermarci lì, anzi, perché aveva fatto rumore questo libro, che aveva tra l'altro le prefazioni del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, e abbiamo deciso di partire da 6 storie all'interno del libro, romanzarle e farle diventare un podcast. Per parlare veramente a tutti in maniera semplice. Un podcast che quindi racconta 6 storie più una, e poi vi dirò qual è l'una, e che diciamo è stato integrato da alcune interviste che ho fatto io, perché tutta la parte diciamo autorale è stata fatta da Pamela Ferlini, che è una scrittrice, una nostra associata, l'editorialista del Corriere del Veneto, e lei ha romanzato queste 6 storie. Io ho integrato con delle interviste a dei professionisti del settore. Parlo di psicologhe, parlo di avvocate, parlo di forze di polizia, parlo di professori universitari, di sessuologhe che hanno risposto a delle domande concrete. Cosa fare nel caso di? Quali sono gli strumenti? Come uscire da una situazione? Perché queste 6 storie vogliono essere proprio una soluzione a quel male. Perché sì, è facile entrare in una spirale di violenza, ma è possibile uscirne. La 7ª storia purtroppo non è una storia a lieto fine, perché è la storia di Giulia Cecchettin, che abbiamo voluto a corollario. È l'unica che ovviamente non ha avuto una buona fine, ed è proprio anche in nome suo che vogliamo continuare a fare rumore e raccontare queste cose con un linguaggio semplice e immediato, come quello del podcast. Il podcast si chiama Il rumore delle parole, abbiamo mantenuto il titolo, è su tutte le piattaforme audio dal 11 di giugno e lo abbiamo presentato in maniera ufficiale sia all'onorevole Elena Donazzan, all'onorevole Moretti e nella sede regionale del Veneto a Bruxelles, dove appunto abbiamo presentato il libro c'ero io, c'era Pamela Ferlina, c'era una delegazione del direttivo del Cantiere delle Donne, c'era con noi anche un comune padovano con il quale abbiamo fatto molti eventi, tra i quali appunto la presentazione del libro, che è il comune di Limena, con i vari assessori. Ecco, questo più o meno il perché eravamo a Bruxelles. È andata molto bene, siamo state molto contente e anzi adesso abbiamo la carica per proseguire. E senti le risposte invece in Italia dalle internaute, internauti e così via? Molto buone, nel senso che ci stanno scrivendo, che stanno ascoltando gli episodi. Ad oggi abbiamo solo pubblicato i primi 2, ogni settimana inseriremo gli altri 2 proprio anche un po' per
dare il tempo alle persone di ascoltare i primi 2 episodi. Abbiamo sentito tra l'altro la Questura di Venezia perché abbiamo intervistato il responsabile della Criminal Poll della Questura di Venezia, il dottor Palmieri, che si è collegato tra l'altro con noi in videoconferenza perché non era riuscito a venire a Bruxelles, e abbiamo già in essere un evento con la Questura di Venezia che vuole appunto portare al grande pubblico il podcast e soprattutto quelli che sono gli strumenti, dal codice rosso, ne abbiamo parlato varie volte, all'ammonimento, a tutto quello che c'è oggi e che effettivamente può essere usato. Ecco, il dottor Palmieri ha detto una cosa molto bella in conferenza l'altro giorno, ha detto: voi donne siete coraggiose, ricordatevelo, perché anche avere la forza di andare a denunciare o di parlare è un atto di coraggio. Su questo noi dobbiamo toglierci il cappello e veramente onorarvi solo per il vostro coraggio. Ecco, poi come vedi tutto quello che succede, anche il caso di Villa Pamphili a Roma, di quello che è successo alla ragazzina, ci fa pensare che veramente c'è bisogno ancora di parlarne, forse in un'altra maniera. Ecco perché stiamo cercando anche noi di adattare il linguaggio o comunque adattare gli strumenti, perché bisogna veramente allargare il messaggio a 360 gradi. Infatti l'idea, ve la spoiler adesso, è quella di creare un'altra forma di linguaggio che potrebbe essere quello del corto. Ci sta. Andando a sentire i ragazzi soprattutto, perché ci sembra che adesso l'emergenza sia più nei più giovani, che sono molto più avanti di noi, hanno forse meno stereotipi dei più anziani, ma in realtà, come dice sempre Federica Sandi, che è parte del direttivo del cantiere ed è vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e Psicologhe del Veneto, i ragazzi di oggi nel mondo, soprattutto con internet, con l'intelligenza artificiale in mano, però non hanno dei limiti e li vorrebbero, cioè non hanno degli argini, quindi sono persi nel mare magnum e questo li porta a fare delle cose strane, tipo le ragazzine di oggi che amano essere controllate dal fidanzato e geolocalizzate. Che sappiamo quanto sia deleteria questa cosa, però effettivamente Federica dice questo le aiuta, le fa sentire al sicuro nel mare magnum. E pensate a una contraddizione, e poi succedono cose come quelle appunto della ragazzina di 14 anni. Appunto, Martina Carbone. Infatti io volevo un tuo parere, perché onestamente quando io ho raccontato questa notizia in rassegna stampa in questi giorni agli ascoltatori, mi sono posto questa domanda. Cioè, qui parliamo, voglio dire, tu sai che io mi occupo della rassegna stampa con Laura Ravetto, sei stata ospite anche lì, siete state ospiti nei miei programmi, sempre gradite in tutti questi anni, anzi vi ringrazio per tutto il tempo che ci avete dedicato. Per cui ti dico, cioè, ma allora che abbiamo fatto tutto sto tempo? Abbiamo zappato all'acqua e seminato al vento. Cioè, è possibile mai che ogni volta in cui si parla di ste cose c'è sempre uno che fa spallucce e dice vabbè, tanto a me non succede. Cioè, è possibile che è sempre roba per altri? Prima domanda che io ti voglio offrire. La seconda, è mai possibile che una ragazzina di 12 anni, una ragazzina, una bambina che dovrebbe ancora giocare con la Barbie, credo che tu a 12 anni questo facessi, voglio dire, una che ancora dovrebbe giocare con la Barbie si mette con uno di quasi 17, che quindi ha l'ormone che sta galoppando, ma non così, tipo concorso ippico, ecco, e nessuno dice niente, e nessuno dice niente. L'anno dopo questo diventa maggiorenne, lei ne ha 13, però in Italia che io sappia il consenso per gli atti sessuali è 14 anni. Cioè nessuno tra quei 4 sedicenti adulti ha detto a uno dei due, scusa l'espressione, ma che cazzo state facendo? Cioè, è mai possibile che nessuno dei sedicenti adulti abbia detto questo? Io le ho viste le foto di Martina Carbone pubblicate, cioè quella pare una ragazzina di 20 anni, con questi occhialoni che usano oggi le ragazze, occhialoni orrendi che le deturpano, tutta ben truccata, sistemata, l'abito chic, abbracciata a lui, il suo principe di cosa? No, concordo e infatti il problema sono gli adulti. Ho moderato, perché appunto nella mia vita faccio questo di professione, come dicevi tu, un evento con Matteo Lancini, lo psicologo, psicoterapeuta,
lui va giù durissimo sugli adulti, ma dà una svegliata. Il suo ultimo libro si chiama Chiamami adulto, dice: ma ragazzi, ma siamo noi adulti che stiamo dando l'esempio pessimo e predichiamo diversamente da come poi agiamo, perché lui dice questa cosa: noi adulti diciamo ai ragazzi ti togliamo il cellulare, basta usare il cellulare, poi siamo i primi che abbiamo sempre il cellulare in mano, facciamo i selfie dei nostri figli minorenni e li mettiamo in vetrina. Ma vi rendete conto che voi state dicendo una cosa e i vostri figli ne dite un'altra? I ragazzi hanno bisogno di esempi, soprattutto appunto in questo mare magnum che c'è. Poi sai, avere un fidanzato forse toglie questa problematica di con chi esci, con chi vai fuori, con le tue amiche, hai il fidanzato. Ora a 12 anni è veramente presto, anche se oggi le ragazzine, soprattutto le ragazzine, sono molto avanti, sembrano delle diciottenni. Io ricordo che mi sono sviluppata prestissimo, anche io ero molto grande, nonostante appunto avessi 11-12 anni, ed effettivamente ricordo dei ragazzi che si avvicinavano a me e pensavano che io fossi grande, ma avevo 12 anni. E quando si avvicinavano mi dicevo: guarda, io sono piccola. E giustamente i miei genitori mi "controllavano" tra virgolette. Ecco, adesso in alcuni casi si dice: "Beh, va bene, il fidanzato viene a dormire a casa, la fidanzata viene a dormire a casa", è una prassi, Io ho un figlio adolescente, è una prassi che la fidanzata sia qui o che possa anche dormire qui. È normale adesso, però non è tanto normale. Cioè, tanto Non è normale tanto non è normale farsi, noi abbiamo l'espressione in Calabria, ziti in casa, fidanzati in casa a 12 anni, perché a a 'sta 12 anni no. ragazzina hanno calato un burka sociale addosso. Cioè non c'è differenza tra le robe che fanno quando mettono il burka alle ragazze e questa roba qua. Lo dico per chi mi sta ascoltando, perché il fidanzamento in casa, non so da voi in Veneto, ma nel nostro sud il fidanzamento in casa, che grazie a Dio è ormai relegato a lontane epoche, era il fatto che le famiglie sapevano che i due si frequentavano, sapevano che però, essendo fidanzati ufficialmente, addirittura facevano la passeggiata per il paese perché il paese così sapeva e non mormorava. Ecco, dice, questo significa che questi due prima o poi convoleranno a giuste nozze, perché se questo non accade, allora poi c'erano le famose canzoni di sdegno che si sentivano cantare la notte, Leonardo Sciascia, nelle quali delicatamente insultava la ragazza che lo aveva lasciato, oppure scambi di battute in pubblico, tipo lei che diceva allarmi, allarmi, i turchi sono giunti alla marina, chi ha le scarpe da risolare se le suola perché io me le sono solate stamattina. E allora lui che era stato rifiutato rispondeva, dice questa strada è il paradiso mi paria, ora mi pari vera Turchia, cioè un luogo di scomunicati, di gente lontana dalla grazia di Dio. Ecco, al di là del folklore che mettiamo da parte, però, è mai possibile che a questa sia stato imposto un burka sociale del genere a 12 anni? Perché poi il sotteso di questo burka sociale, il fidanzamento in casa era, se fanno qualcosa sotto le lenzuola, comunque alla fine si devono maritare e salviamo la faccia davanti al mondo. Capisco che in certe parti che veniamo da epoche in cui c'era un'ipocrisia che la metà basta. Però dico io, è mai possibile che si possa ancora accettare e tollerare un fidanzamento in casa nel 2025? Purtroppo sì, perché è "normalità", tra virgolette, ma non è normalità e quindi poverina l'abbiamo fatto anticipare tutto ed è finita in quella maniera. Io penso che i genitori di entrambe le parti in questo momento stiano veramente male, immagino e spero.
Secondo, che cosa vuol dire questa storia? Poi viene fuori che lui aveva pestato lei, l'aveva picchiata. E il padre di lei che dice: ah, ma io avevo parlato con lui. Cioè, ma qui davvero siamo al burka, siamo a ste robe. Poi ci facciamo meraviglia di Ina Salem ammazzata perché non era una buona musulmana. È la stessa cosa. No, ma infatti in realtà vedi, è quello che dicevo prima, ma allora che cosa... allora, perché si sta parlando molto della violenza sulle donne, adesso insomma, per fortuna se ne sta parlando, però noi ci stiamo veramente chiedendo come parlarne, perché i ragazzi lo sanno, ne sentono parlare, mio figlio dice sempre basta, ne avete parlato tanto, però se poi vedi queste, e vedi e senti queste cose, succedono queste cose, allora vuol dire che ne abbiamo parlato nel modo sbagliato. E quindi qual è il modo giusto? Non lo so, forse io penso quello un po' di coinvolgere di più i ragazzi più giovani, ma non in una maniera frontale, perché loro ci dicano quello che stanno vivendo, quello che vorrebbero e quello che invece non riescono, perché poi è questo. Forse bisognerebbe ascoltarli un po' di più e capire dove sta il problema, che poi magari viene fuori che il problema siamo noi genitori o noi adulti, eh. Quindi tra l'altro dobbiamo anche essere preparate a questo, perché se siamo noi il problema dobbiamo risolvere noi il problema. Questo Michela, penso. ma perché siamo andati dalla estrema libertà degli anni '70 a tu sei proprietà mia, che quindi è tornare più indietro agli anni '20, al delitto, manca solo il delitto d'onore. Perché questo? Cioè, a cosa è dovuto? Eppure le donne di Secondo me oggi, le ragazze di oggi sono estremamente aggressive rispetto a come erano 30 anni fa. infatti, secondo me l'uomo ha anche un po' paura della donna o non riesce a reggere il confronto a volte, perché a volte lo vedo, le donne, le ragazzine sono preparate, sono acculturate, sono professioniste, fanno 600.000 cose. Allora, non so se mi sentite, presumo di sì. Perdonate, c'è un piccolo problema tecnico, quindi noi ora lanciamo una canzone, resettiamo un attimo quel che c'è da resettare e riprendiamo con il nostro faccia a faccia. Sveva, vai pure, grazie. Ho visto un uomo che moriva per amore.
Pallet on the floor. Make me a pallet on the floor. Make it softly, make it low, so your man won't know that you made me a pallet on the floor. I say make me a pallet on the floor. Oh, make me a pallet on the floor. Make it soft, baby, make it low, so your man won't know that you made me a pallet on the floor. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Antonino, di nuovo a te la linea. Antonino, non sento la tua voce.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie ad esistere. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie ad esistere. Oh, oh, baby. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie ad esistere. Grazie ad esistere. Più bella cosa non c'è di te. Grazie ad esistere. La vida con su perfume devuelve esta armonía, cantando frente a mi negro
Pacífico Mar. El cerro de Valparaíso se queda en una sonrisa lejana del tiempo pasado, aquí en soledad. Mientras mi vida me trajo muy lejos de mí. Antonino, di nuovo a te la linea. Benissimo, e allora le 19:08 minuti e 50 secondi, mentre diventa sempre più chiaro che il coinvolgimento dell'America nella guerra tra Iran e Israele è evidentemente molto più che le semplici parole postate da Trump su Truth, le quali sono alquanto esplicite. E in particolare l'ultima notizia che arriva adesso dalla BBC è che inspiegabilmente la rete internet in Iran ha rallentato e di molto. Cioè c'è un significativo rallentamento della connettività internet a Teheran, Gilan, Mazandaran, Isfahan e nella provincia anche di Khuzestan. Il servizio di tracking internet NetBlocks mostra una significativa riduzione del traffico internet in Iran. I principali siti di social media, piattaforme di messaggi e servizi di streaming sono stati bloccati, ma è altrettanto vero che la gente usa la VPN per superare tale blocco. Alcuni dicono di non essere in grado di raggiungere i servizi VPN e quindi hanno un'ulteriore limitazione nell'uso dei social media per connettersi con gli amici e la famiglia e per, diciamo, comunicarsi tra di loro, chi sta bene, chi sta male, o anche solo ricevere qualche informazione aggiuntiva rispetto alla propaganda e al controllo che gli ayatollah hanno ovviamente sui loro mezzi di comunicazione. Per quanto la BBC osserva sui gruppi Telegram, la gente sta mandando dei link VPN a ognuno chiedendo di scaricare delle mappe online nel caso in cui internet dovesse andare completamente fuori uso, perché in quel caso non avrebbero più GPS, non avrebbero più niente. Le autorità avevano tolto il ban a WhatsApp nel mese di dicembre, ma ora il suo uso è stato ristretto in alcune aree. La TV di Stato ha anche avvisato contro l'uso delle app di social media, incluso appunto WhatsApp. Il portavoce del governo, Fatemeh Moagerani, ha detto che la situazione è una guerra ibrida e ha invitato i cittadini a stare attenti a ogni tipo di guerra psicologica e ai rumors online. Moagerani ha confermato ieri che le autorità avevano rallentato internet per combattere i cyberattacchi. L'accesso ad alcuni siti di informazioni affiliati al governo sono diventati più lenti e ancora più ristretti quest'oggi. Quindi, come vedete, la situazione è in completa evoluzione, direi anche ebollizione, dopo quello che Donald Trump ha scritto su Truth. Sveva, proviamo a entrare in contatto con l'avvocato De Filippi, che ne dici? Sì, certo, lo chiamo subito. Ecco, vediamo un po', non possiamo avere il suo ospite questa sera, però lo ritroveremo martedì prossimo e naturalmente questo può essere considerato un anticipo della conversazione che voi ascolterete la prossima settimana. Allora, adesso tra un poco dovremmo avere al telefono l'avvocato Claudio De Filippi per sapere un po' da lui, perché si parlava di bambini, si sarebbe parlato stasera di bambini e tra non molto ci dirà lui di che cosa avremmo dovuto parlare. Allora, vediamo un po' se entriamo in contatto con lui. Intanto vediamo gli ulteriori aggiornamenti sulla guerra in corso e in particolare andiamo anche a dare un'occhiata all'ADN Kronos per qualche notizia nostrana. Sapere di noi alle 19:12 minuti e 50 secondi.
La maturità del 2025 sull'ADN Cronos, Valditara, niente paura ragazzi, tirate fuori i vostri talenti. Il ministro Valditara ha parlato all'ADN Cronos, più rilievo al voto in condotta per far comprendere a fondo il principio di responsabilità. Divieto di smartphone, essere maturi significa anche essere liberi dalle dipendenze. Milano, condanne per i capi ultra, 10 anni a Lucci e Beretta, processo abbreviato a porte chiuse in uno dei filoni dell'inchiesta doppia curva. Antonino, scusami se ti interrompo. Sì. Abbiamo l'avvocato, parto con la sigla. Sì, vai pure. In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. E allora io do il bentornato stasera all'avvocato Claudio De Filippi. Come stai? Ben trovato. Carissimo Antonino, ben trovato te e tutti i radioascoltatori. Mi ha informato Sveva del fatto che c'è questo imprevisto che non si può parlare con l'ospite, che stasera era un illustre professore di neuropsichiatra, Giovan Battista Camerini, di fama abbastanza, direi, nazionale quantomeno. Però lo rinvieremo, no, questa cosa, anche perché un argomento che spesso siamo soliti utilizzare è quello dei minori, è un argomento che ci interessa molto come trasmissione, e quindi lo affronteremo se potremo la prossima settimana con il professore, sperando che possa venire. E quindi tu sai che quando non si sa di cosa di cosa parlare, se non sbaglio, vero Antonino? Lo sai qual è la risposta, no? Tasse. Esatto. Anche perché la Lega, diciamo così, secondo me il movimento politico Lega dovrebbe avere una maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica, perché è l'unico movimento che si sta occupando attivamente e in modo efficace, direi anche efficace da un punto di vista sia dell'interesse dello Stato che dei cittadini, quindi coniuga benissimo i due distinti interessi che ovviamente bisogna entrambi coltivare. Però non bisogna mai dimenticarsi anche dei cittadini, e quindi questo la Lega non lo fa, e secondo me c'è molta attenzione su questo argomento, soprattutto adesso perché stanno arrivando le prime lettere in materia di rottamazione quater, rimissione in terminis della rottamazione quater. Oggi da ieri, oggi via dicendo, da lunedì di questa settimana stanno arrivando in massa, si parla di 280 mila lettere. A me sembra poco, però io ho letto così sulla stampa, salvo errore, quindi sono tantissime le lettere. Io pensavo fossero ancora di più probabilmente, però questo è. Che cosa sono queste lettere che stava inviando il fisco? Praticamente sono le risposte alle istanze entro il 30 aprile della rottamazione quater. Io so che molti radioascoltatori chiedono informazioni sulla quater e sulla quinquies, questo mi risulta. La quinquies, spieghiamo, non è ancora stata approvata, ci sono tante voci a favore, ci sono anche voci contrarie, però chi si occupa di questo è sempre la Lega, la quale cerca di affrettare. Io ho letto anche una intervista del capogruppo della Lega alla Camera, che praticamente ha dichiarato che cerca di fare in modo che i tempi si accorcino per il mese di luglio. Ecco, sulla tempistica che interessa molte persone di approvazione, che ancora non c'è, ricordiamo, diciamo sempre, della quinquies, della rottamazione quinquies, sulla tempistica c'è chi parla di luglio, chi parla di settembre, chi parla di dicembre. Ecco, riteniamo che quantomeno entro la fine dell'anno questo importantissimo provvedimento, che sembrerebbe arrivare a coprire fino al 31/12/2023 tutte le cartelle notificate, ma potrebbe forse in extremis
anche interessare le cartelle fino al 2024, fino al 31/12/24, e indubbiamente le persone, le aziende, le partite IVA, anche i dipendenti che hanno cartelle, perché ci sono anche situazioni di questo genere, comunque le famiglie hanno interesse a sapere che cosa succederà. E quindi noi non abbiamo ovviamente la palla magica, la palla di cristallo, ma possiamo interpretare alcune dichiarazioni politiche di addetti ai lavori, i quali spingono molto, soprattutto nell'ambito del centrodestra, per questa misura. Nel centrodestra sembrerebbe che Forza Italia in particolar modo cerchi di approvare una riduzione dell'IRPEF, ben venga, ci mancherebbe altro, e la Lega invece chiede di fare subito la rottamazione. Quindi abbiamo queste due anime come, diciamo, come ricetta per il futuro per i contribuenti. Indubbiamente entrambe le dichiarazioni, entrambe le manifestazioni di intenti sono valide, però riteniamo che l'IRPEF sia importante ridurlo, un segnale sicuramente importante, ma quando ci occupa famiglie, imprese, aziende, professionisti, aziende agricole, tutto quello che possiamo metterci, che stanno facendo molta difficoltà a pagare le tasse, indubbiamente l'aiuto fornito dalla Lega potrebbe essere fondamentale, importantissimo, anche per proseguire meglio la loro attività, per pianificare, per non avere queste, diciamo, preoccupazioni eccessive sulla possibilità di riuscire a pagare le tasse, perché ricordiamo sempre che Gusmeroli della Lega, che è venuto in trasmissione, Antonino non so se ti ricordi, è venuto 3 o 4 mesi fa, aveva dichiarato che il suo piano, che già era stato presentato più volte, adesso con un disegno di legge autonomo, prevedeva appunto il raddoppio dei termini della rottamazione. Questo fatto è importantissimo perché a fronte di dover la cifra X, questa cifra si riduce se la duration della rottamazione è raddoppiata, si riduce della metà, quindi consente a molti di avere meno preoccupazione circa la possibilità di arrivare al pagamento finale o comunque pagare le rate mano a mano. Però quello che diciamo, oltre che importante, la rottamazione quinquies consentirebbe di pagare mese per mese a differenza della quater. Molti radioascoltatori chiedono la quater come si coniuga, se interviene la quinquies, che cosa succede? Ma penso, e questo poi bisognerà controllare come avverranno le cose, come verranno approvate le leggi, penso che chi non decade dalla quinquies continuerà a pagare chi non decade dalla quater, scusate, continuerà a pagare la quater, penso io. Nel momento in cui il cittadino diciamo che ha più cartelle, ha fatto più rottamazioni, una la porta avanti, la quater, e quindi quella va avanti così, quindi questo è quello che penso io, però bisogna poi vedere appunto cosa succederà. Ma se invece non riesce a pagare in tempo, sappiamo che la quater non ha rate di ritardo come prevederebbe la quinquies, cioè 8 rate di ritardo mensili. La quater, se non paghi entro i 5 giorni di tolleranza, e cioè questa volta la quater verrà a doversi pagare entro il 5 di agosto, perché la scadenza è il 31 luglio, quindi il 5 di agosto, ecco che decadi. Allora, se un contribuente decadesse dalla quater, sicuramente potrà fare domanda per applicare la quinquies. Nel caso in cui invece riesca a pagare, continuerà a pagare. Questo è quello che penso io, poi bisognerà verificarlo. Altra domanda che viene fatta spesso è questa: se praticamente non riesco a pagare la quater, non riesco a pagare la quinquies, come posso fare ci sono altre possibilità?
Sì, le altre possibilità sono il sovraindebitamento. La legge 3/2012 consente, sempre uno strumento valido, opzionale, direi sussidiario, che consente di tagliare molto di più. E con il sovraindebitamento, qualora il contribuente non riesca con le 2 rottamazioni a arrivare ad una soluzione dei suoi problemi, è necessario che pensi a quel punto alla riduzione maggiore che viene tramite la legge 3/2012, con la nomina di un OCC che è ovviamente tramite un organismo. In ogni città ci sono degli organismi del sovraindebitamento, spesso e volentieri sono presso l'ordine degli avvocati, l'ordine dei commercialisti, poi ci sono anche degli altri organismi autonomi, però questo il cittadino di solito chiede anche quanto costa presentare il sovraindebitamento. Di solito la cifra è sui 240-250 euro, ma ci sono realtà in cui costa qualcosa in più. Questo pagamento dà diritto a nominare un OCC, organismo composizione della crisi, che abbiamo detto di solito o è un avvocato o è un commercialista, e che possa aiutare il contribuente, e non solo il contribuente, perché quando ci si rivolge al sovraindebitamento si va anche a parlare di altri debiti, non solo quelli fiscali, anche quelli bancari, anche le finanziarie, i fornitori per le aziende, i debiti di affitti di qualunque genere. Quindi sostanzialmente vediamo che a fronte di un rimedio specifico come le rottamazioni possono essere per chi ha difficoltà economica, abbiamo invece anche la possibilità di azionare un rimedio più generale, che è quello del sovraindebitamento, che si applica anche a tutti gli altri debiti, quindi non solo ai debiti fiscali. Ecco, questi chiarimenti che io stavo facendo un po' perché interessa questa situazione a molte persone, e probabilmente siamo in una situazione, un momento storico in cui il sovraindebitamento interessa molto di più il ceto medio, chiamiamo così, ma impropriamente detto, ma comunque è più facile trovarsi in alcuni momenti in difficoltà, in tensioni finanziarie, in tensioni economiche per il pagamento dei propri debiti rispetto al passato, per cui questa è l'evoluzione della società moderna: maggiori spese, maggiore frenesia, maggiore anche forse a volte difficoltà economica rispetto al passato, perché ci sono i ritardi dei pagamenti, ci sono coloro che ti devono pagare che non riescono ad onorare il pagamento delle fatture e dei compensi in tempo, e quindi questo porta delle tensioni e la necessità a volte di ricorrere al sovraindebitamento. Ecco, il sovraindebitamento oggi è visto forse un po' meno come una specie di vergogna, cosa io dico sempre, silenzio degli insolventi, gente che si vergogna di dire sono sovraindebitato. Ecco, forse anche questa legge che esiste dal 2012 e che è stata modificata più volte, indubbiamente ha contribuito a dare una specie di, come posso dire, cultura del debito. Il debitore che è sempre visto come tutto male, e questo è tutto male non va bene, perché ovviamente il debito viene adesso visto invece in modo più critico, sempre critico, ma comunque consapevole, più consapevole del fatto che a volte il debito è positivo, se governato bene, se regolamentato, se affrontato nel giusto modo, in modo che non determini delle gravi conseguenze per chi non riesce per un momento temporaneo a non assolvere regolarmente le proprie obbligazioni. Ecco, detto questo, ovviamente un'ultima questione volevo spenderla per quanto riguarda le necessità di accorgimenti legislativi, visto che questa è una radio politica ascoltata dai politici per la gente, e quindi dalla gente ovviamente. Praticamente la legge sul sovraindebitamento
avrebbe bisogno di un intervento, uno che posso dire, ovviamente anche più di uno, un intervento ispirato a un po' lo spirito della legge, per parafrasare Montesquieu, il filosofo politico francese. Praticamente la legge sul sovraindebitamento dovrebbe essere munita della possibilità di ulteriormente indebitare chi è già indebitato, qualora sia meritevole e qualora sia opportuno. Quindi questa situazione invece la legge non la prevede, non la contempla in questo momento particolarmente, ma si potrebbe, diciamo così, modificare questo andazzo. Quindi il legislatore potrebbe prevedere, come all'estero, come succede ad esempio in Inghilterra, tanto per far nomi, perché ovviamente la legge sul sovraindebitamento ha delle origini anglosassoni, in realtà erano i romani che l'avevano inventata e poi dopo il mondo anglosassone ne ha diciamo così preso l'eredità. E quindi questa possibilità di riuscire a avere ulteriori soldi da parte di chi è già in difficoltà economica, che potrebbe essere vista come un'eresia, invece è molto importante, perché potrebbe, ovviamente caso per caso, potrebbe consentire ad alcune realtà sovraindebitate di non perdere il treno dello sviluppo, della continuità aziendale e quant'altro, perché lo spirito vero della legge è quello di non cessare di lavorare e quindi è antagonista al criterio fallimentaristico della presenza di un curatore fallimentare, il quale si sostituisce all'imprenditore e spesso e volentieri, non sempre, fa bloccare le attività dell'azienda e quindi non c'è sviluppo. Tranne casi eccezionali, il concordato in bianco e quant'altro. E quindi sostanzialmente il principio è: tu devi continuare a lavorare per pagare i debiti in misura minore e il tribunale, d'accordo con l'organismo, cerca di tagliarteli se sei meritevole. Quindi a quel punto esci dal tunnel del sovraindebitamento e intraprendi la strada della virtù di proseguire l'attività economica. Quindi salvare l'azienda, ma non con l'intervento di terzi, ma salvare l'azienda sempre con lo stesso imprenditore, qualora ci siano i presupposti ovviamente, che continua l'attività aziendale e c'è qualcuno che addirittura ti aiuta a portarla avanti meglio, nell'interesse di tutti, principalmente dei creditori, ma anche della stessa azienda che dà lavoro ad altri dipendenti o a collaboratori. Quindi insomma, per chiudere questa diciamo piccola disamina del sovraindebitamento, abbiamo due culture che sono un po' antitetiche. Da una parte quella del sovraindebitamento inteso come continuità aziendale, aiuto all'imprenditore in difficoltà, taglio dei debiti, riduzione delle tasse, dei debiti fiscali, dei debiti bancari, di tutto quello che c'è e dei debiti dei fornitori, nell'ottica di una cultura di azienda che vede l'azienda come da proteggere e come un valore di per sé. Dall'altra parte la concezione vecchia del fallimento, che ovviamente adesso in questo modo viene un po' in qualche modo intaccata dall'esistenza di questa seconda cultura, diciamo filosofia d'impresa, e cioè il criterio fallimentarista: caro imprenditore, hai fallito, te ne devi andare, arriva il curatore e fa lui, e non è detto faccia meglio. Questa cultura, diciamo così, viene in qualche modo messa in discussione dagli istituti del codice della crisi, che sono il concordato minore, che sono la liquidazione controllata, e quindi che sono degli istituti che vanno in una direzione diversa rispetto al fallimento, perché non colpevolizzano l'imprenditore in difficoltà, ma lo aiutano per portare a buon fine il buon esito dell'attività aziendale.
Molto bene, allora avvocato, grazie del tuo tempo e ci ritroveremo tra una settimana, d'accordo? Grazie caro, e cerchiamo di fare tornare il professor Camerini. Grazie. Benissimo, ci proveremo, grazie ancora. Dunque, Sveva, mandiamo un jingle e poi rientriamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bene, da questo momento il telefono è aperto, 0292947222, sono le 19:33 di questo 17 di giugno 2025. Noi proseguiamo la nostra trasmissione 0292947222, se volete intervenire, se volete dire la vostra, e naturalmente fate un po' voi. Che altro dire, insomma, la situazione non è facile, perché la CNN 10 minuti fa ha informato di questo, che Trump adesso sta incontrando il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room. E naturalmente perché? Perché il presidente ormai sta prendendo in considerazione la possibilità di entrare nel conflitto tra Israele e Iran. C'è anche un altro fatto. Il fatto è che l'ambasciatore israeliano in America, intervistato appunto dalla CNN, ha detto: ma noi altri in realtà abbiamo chiesto soltanto una posizione di difesa da parte degli americani, cioè sostanzialmente che ci abbiano dato degli strumenti tipo i TAD per difenderci dai missili, che ci hanno aiutato a salvare centinaia, forse migliaia di vite negli ultimi 4 giorni. E diciamo così, non abbiamo chiesto il loro intervento, non abbiamo chiesto il fatto che loro usino la loro bomba da 14 tonnellate per distruggere i bunker. Però è chiaro che noi abbiamo messo sul tavolo tutto quello che sappiamo sulle posizioni iraniane sul campo, e l'amministrazione, il presidente Trump, decideranno quello che ritengono più opportuno. Nel frattempo si apprende che ci sono 30 aerocisterne che sono state spostate dagli americani nel Medio Oriente. È in arrivo, ormai è arrivato ed è a disposizione il gruppo da combattimento della portaerei nucleare Nimitz, super portaerei che si affianca alla gemella Carl Vinson. E poi c'è un altro fatto: i B-2 che sono basati a Guam sono ampiamente nel range operativo per colpire l'Iran con le bombe, appunto, che possono far crollare definitivamente i bunker costruiti dal regime degli Ayatollah. Tanto per completare tutto il discorso, io ora vi voglio leggere questa lettera, che è stata pubblicata tra l'altro sul canale X della Casa Bianca, quindi non è una cosa inventata. Mike Huckabee, che è l'ambasciatore americano in Israele, che è anche un predicatore, un pastore, ha scritto questa lettera. Sentite un po' qua. Signor Presidente, Dio le ha risparmiato la vita a Butler, Pennsylvania, per essere il presidente più conseguenziale in un secolo, forse di sempre. Le decisioni sulle sue spalle sono decisioni che io non vorrei prendesse chiunque altro. Lei ha molte voci che stanno parlando, che le stanno parlando, signore, ma c'è soltanto una voce che conta, la sua voce, sua di Dio, cioè. Io sono il suo servitore, scelto da lei in questa terra di Israele, e sono a sua disposizione, ma non provo a incontrarla spesso semplicemente perché mi fido delle sue ispirazioni, del suo fiuto. Nessun presidente nel corso della mia vita è mai stato in una posizione come la sua, non dal tempo di Truman nel 1945.
Io non le scrivo per persuaderla, io le scrivo solo per incoraggiarla. Credo che lei ascolterà la voce che viene dal cielo e quella voce è molto più importante della mia o di chiunque altro. Lei mi ha inviato in Israele per essere i suoi occhi, orecchie, voci e assicurarsi che la nostra bandiera sventoli sulla nostra ambasciata. Il mio lavoro è di essere l'ultimo ad andarmene. Io non abbandonerò questo posto. La nostra bandiera non sarà ammainata. Lei non ha cercato questa situazione, è questa situazione che ha cercato lei. Il mio onore è essere al suo servizio. Mike Huckabee. Dunque Dio lo vuole, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Toni la crociata, se mi posso permettere. E a questo punto la situazione si fa ancora più complicata perché Huckabee ha toccato un tasto non da poco. Lo stesso Trump, lo sapete, in campagna elettorale, dopo l'attentato che era stato voluto dall'Iran, ha detto che Dio in persona era sceso a proteggerlo. Per cui io ho l'impressione che l'America, non so voi, ma 5 euro sono disposto a scommetterci. Io ho l'impressione che l'America entrerà in guerra. Arriva in un momento in cui ormai Israele è davvero a un passo dalla vittoria. È vero che l'Iran sta ancora lanciando missili, sta cercando di difendersi, ma nel momento in cui gli americani dovessero far partire i loro B-2 e colpire colpire i bunker iraniani del programma nucleare iraniano, allora a quel punto molto probabilmente sarebbe anche la fine per il regime degli Ayatollah. Perché è chiaro, vedete, io guardavo l'altra sera le immagini della gente che scappava da Teheran e quella è la dimostrazione plastica del fatto che la gente non ci crede più a quello che Khamenei e soci vanno in giro a dire. Cioè pensate, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniano, quello che ha preso il posto del primo che è stato ucciso il primo giorno, è durato 3 giorni in carica, poi è stato ammazzato pure lui. E nel vedere appunto la gente che se ne va da Teheran, tu capisci che la gente non ci crede più, altro che la severa punizione che l'Iran avrebbe impartito a Israele, che gli avrebbe fatto questo, gli avrebbe fatto quello. Specialmente nel momento in cui dovessero arrivare davvero i bombardieri americani con la bomba da 14 tonnellate, e quella può sbriciolare fino a 60 metri di cemento. E lì è la fine per questo regime, perché poi la gente potrebbe tranquillamente a quel punto scendere in piazza, rovesciare il regime degli Ayatollah, eccetera, eccetera, eccetera. Il messaggio mafioso, perché lo stile è quello, con cui Trump ha avvertito Khamenei, è molto chiaro. Per adesso non ti ammazziamo, se ti levi dai cabasisi però è meglio. Questo è il sottotesto. Il concetto che è alla base di quello che lui gli ha detto è questo qui. Sappiamo dove sei, non ti vogliamo ammazzare. Se ti levi dai piedi però ci fai un favore e te ne vai. Te ne vai però significa la caduta di tutto un regime che dal 1979 brutalizza un paese intero di 90 milioni di anime, paese che sì, sotto lo Shah era un'autocrazia per carità, ma era più vicino all'Occidente rispetto ad ora che, come sapete, è un paese molto vicino alla Russia e molto vicino alla Cina. E agli americani l'idea probabilmente di far venire via un regime affine a russi e cinesi, diciamo che li solleticano un poco. Ed è un'idea evidentemente che potrebbe spingere Trump a una brevissima campagna con l'uso delle bombe per distruggere i bunker. A quel punto Israele avrebbe raggiunto l'obiettivo, cadrebbe il governo degli Ayatollah. Cadendo il governo degli Ayatollah, il problema è capire chi è che viene dopo, perché se c'è qualcuno amico che tu hai già pronto da mettere lì è un discorso, se
no poi dopo finisce come le primavere arabe. E non lo so che cosa può... Antonino, mi senti? Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva. Allora, la tecnologia non ci ha assistito molto stasera, ma domani andrà meglio. Noi chiudiamo qua, che dire di più? Che domani alle 7:30 con la rassegna stampa ovviamente vedremo l'effetto di queste conversazioni, l'effetto anche di questa lettera di Huckabee rivolta al presidente Trump e di conseguenza capiremo se l'America scenderà in guerra oppure no. Io comunque i miei 5 euro li scommetto volentieri per il sì, non so voi. Ne parliamo domani in rassegna stampa e domani sera 18:05 trattabile ancora una volta con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.